Stanno buona dia a tutti, visiti voi, per ora di oggi ed oggi qui del mese di aprile, quando è 26, firmiamo un attimo la sigla, ecco qua, e, e cominciamo questa dia, che questa è una dia più paccolominosa del Sasate, la più scopulato, e mi pare che resti coculato per tutta la dia, ma i dimmi non pacco questa fotografia, ecco, con la stabiliata principale che io non mi dimentico, ecco, lo che riesco completamente concuzzato, insomma, già a saida non va arrivata un nucleo del sole con il suo microfono in posizione in modo tale che l'intendimento fino a sia un microfono panoramico seria deve intendere su matessi come diresti vedendo scoculata e su Zaravallo non narrata chi resta coculato potuto da die anzi verso la strada salvato non dia a presentare viene a sviluppare le abba e dimoscrasa lunesi abba tutte a die viene a stroposa a ora verso strese da strese in poi tropposa potuto su zero insomma ecco. Bene, colamos a notizia Novas Pulbellas, a Bitivolli, eccola qua, piscina de Bitivolli, dirigente, eccetera, eccetera, ha vinto ieri la partita con Posariete Oristano, 3-1, l'ha vinta il primo a Napoli in un momento di crisi, si può tenere, o sbandamento, si può tenere, ha perduto la prima partita, però poi ha visto la stresa e quindi si è sclassificata a semifinale, che ha costituito una partita che valida posa i quarti di finale, valida posa classificazione a semifinale, siccome ha vinto la prima partita in Orosei, va in Orosei in Oristano, e quindi ne questo invece colata a semifinale. La partita è stata vinta pro 3-1, 3-7 sono nato a Sabetivolle, 1-7 sta nato a Ariete Oristano. Bene, andiamo sempre a sport abbiamo stasera sul derby Vitesse e Lulese che si gioca a Salvatore, io ho scritto a Sastrese ma per sbagliato, e sta salvato questa partita è immediata e si spiega tu alla trasmettere in diretta ma comentiamo una tubata impedimento che non sono superabili. Vogliamo stoccamento del corso di cultura sarda. Questo corso di cultura sarda è pro ho emigrato a Sestero, però di sicura da terza generazione. Questo è un corso di sicire online tramite Zoom ed su mercoledì 6 di maio, su 3 di maio, su 20 di maio e su 27 di maio, sempre da 5 e mezza a 9 a 7 e mezza. Poi queste esorate il mercoledì su 3 di Lampata, la decca di Lampata, la decca 7 di Lampata, 20 battle di Lampata, su primo di Triulas e sotto di Triulas. La docente, la mastra, è Piera della Carzone Vizichesa. Prerequisito livello base di italiano, cioè deve conoscere l'esercizio italiano, evidentemente dalla lezione in enfasi in lingua italiana. Registrate qui, si potete registrare, questa federazione.info croquet@gmail.com, questo è su corso chi è dedicato solo e unicamente a sos emigratos in sestero de secunda e de terza generazione. Disemuso, non è cosa che qualcuno lo potesse chiedere pure in Sardegna, poi non lo so, potete mandare a Pierangela, sì, si potete mandare in diretta questa cosa, ma i dimus, insomma, poi a vedere, ecco, non è così, sa cosa da essere possibile. Sì, è possibile mandare in diretta, Vizi TV è disponibile all'Uachere. Abbiamo un appuntamento che insomma che lo l'avevamo fatto però uno manifestato un pacco un mese voi e mese gai ma che Lula Museo Arte Contemporanea Lula abbiamo
il piacere di invitarla all'inaugurazione della mostra Neo-Surrealismo e Utopie in Europa. L'inaugurazione si terrà al Museo Maclula, Piazza Lussemburgo, il giorno 18 aprile 2026 alle ore 18. La mostra rimarrà aperta fino al 20 settembre 2026. Diciamo, insomma, Maclula va sempre scorre nuova in questo momento, questa mostra su ET, intitolata Isetan ET, è una bella mostra sicuramente, complimenti per questa iniziativa. Bene, andiamo da innanzi e amo la lingua sarda nella liturgia. Questo è organizzato da Eminas Impare, che è su coro che dirige Bustiano Delai, e questo è il domenica 9 aprile a 7:30 in Sini Scola e sul locale dell'Unione dei Comuni Montalbo. Relatore bisogna Monsignor Sebastiano Sanguinetti, professor Bacchisio Bandino. Comunicazione de Sebastiano Delai. Vabbè, non si lega, mi hanno mandato questa locandina troppo minoretta come ti immagine, musicista, compositore e direttore di un progetto interparrocchiale di proposta e innovazione del ruolo nuovo sacro in lingua sarda, che ha la parrocchia di Bittilo de Orune Siniscola dal 1992 ad oggi. Poi busco una locandina più leggibile per la pallegare chi impose attenzione. Andiamo da innanzi, sono dalle scritte che sa dire le patenti aperte, le foreste aperte, il parco di Tepilora, a Biti, e comincia la struttura di oggi sul programma, non vi lapo, vabbè, pazienza. Però penso che intanto solo denaro visto, insomma, non me l'hanno mandato, quindi questo l'ha pubblicato da Samuel. Andiamo a sa benedizione della Sal Famiglia, quindi non basta nulla, la prima appuntamento inconveniente è l'11 3 e la Mosallega sa di che arriviamo. Intanto da casa all'Unistrei incomincia pure, primavera al parco di Tepilora, tour in quad e pranzo tipico, partenza dell'agriturismo Ertila dal 13 al 19 aprile. Per le prenotazioni 366 379 30 chimbe 20 battero, pranzo tipico incluso. Entramos in Sol Giornales, allora, questa è la prima pagina dell'Unione Sarda, gli occhi del mondo sformano, è chiaro che tutti stincono sul problema, Trump pronti a sminare lo stretto, ma il prezzo del carburante non cala, cioè è un problema veramente serio, e in TG2 Post sbagliate esperti, insomma, che hanno fatto previsioni incredibili su questa questione. In pratica uno un po' pure gesti un po' sensati del sumare e che era sul pedaggio pacato, ci sono queste cose di succedere in Panama o di succedere in Suez e così via, o in tutto lo strato del mare, ma Vinasa per esempio si sita dal mar Mediterraneo verso l'Atlantico, andiamo per dire sul passaggio in cui la colonna d'Ercole, immaginate it di succedere, insomma, no? Non di essere possibile, o dobbiamo aspettare noi i sardos e corsicano sul pedaggio sul passaggio della nave e a strintura del Bonifacio, insomma. Cagliari, questo vale tanto, è una bellissima cosa, battuta la Cremonese nello spareggio, decide Esposito, una bella cosa De Aberu che ha salvato la partita e la classifica, insomma. Andiamo alla prima pagina della nuova, balneari, l'ultima estate, a rischio 6.000 lavoratori dalle scritte fiscali come lo scontrato de concessione su sul balneare e che l'Europa previditi che hanno all'asta, ma del resto viene giusto che sia gai. Gara pubblica dietro l'angolo, gli imprenditori zero investimenti, e va bene, pazienza.
la tempesta dal Sahara, meteo, da domani pioggia con polveri africane e brusco calo delle temperature, quindi su verano chi vuole aspettare, non siamo sposti in camisa, siamo imbolati sul giubbotto, non lo dobbiamo stare a ponere cada e crasa, torrata una coa dei verru. Medio Oriente in fiamme, USA Iran, si tratta, ma la pace è lontana, già lontana, che sono girata sono due delegazioni. Guerra in Iran, le nostre fragilità di Francesco di Colomo. Appello di De Pascale, dobbiamo abbattere il costo dell'energia. De Pascale è presidente della Camera del Commercio, ma pure su mere di questo giornale, cioè adesso Nuova Sardegna. Il campione nuorese delle start-up, bella cosa, scusa, presente che sono state hacker, l'osservatorio della Camera del Commercio di Commercio certifica un dinamismo imprenditoriale. Riccardo Burrai opera nell'intelligenza artificiale tra Barbagia e Firenze. Ieri poi abbiamo visto un articolo che possiamo leggere su Tesinara e vabbè, mi l'ha dimenticato, ma lo torno a baitare. Su Foglio Quotidiano, il Foglio, su Maurizio Ferrara, eccolo qua, questo è sul giornale, intitolato appunto Il panico del nuovo, contro i social si leva un coro di indignazione che grida all'apocalisse antropologica, ma è un rito plurisecolare. L'invenzione della stampa fu accolta come un attentato, i romanzi intrattenimento volgare, il treno una disgrazia. Questo è purtroppo l'integralismo di chi crede che sul mondo si possa affermare, magari non è, Riccardo Burrai non lo dimostra, poi gli apochere di skills di qualcuno conoscete questo Riccardo Burrai, che poteva dare chiappata vina a qualche cosa di vizzicheso essendo Burrai, insomma, il Burrai non è che sia né tanto, il suo hashtag è quanto mai azzeccato, sintetizza la sua esistenza, svela le intenzioni. Il piccolo sognatore nuorese ha fatto tanta strada, ha girato il mondo con frequenti soste in Cina dal colosso Wave, ma non ha alcuna intenzione di arginare il suo fenomeno creativo. Riccardo Burrai parla da Firenze, dove vive, ma il suo cuore è sempre in Barbagia, nella sua Nuoro, terra d'arte, cultura e start-up. Le competenze maturate in questi anni mi hanno permesso di creare diverse start-up, dice il CTO di Sirius Technology. L'ultima nuovissima è sull'intelligenza artificiale con base nel cuore dell'isola. La recente analisi dell'Osservatorio Economico della Camera di Commercio, guidata da Maria Luisa Rio, racconta un mondo imprenditoriale che conforta molto le prospettive della Sardegna, oltretutto a forte trazione giovanile, e questo Riccardo Burrai insomma si è mostrato importante in questo settore. Intanto Parco Tepilora, foreste aperte, tanti eventi a Crastazza. Oggi foreste aperte nel parco di Tepilora, fa tappa a Crastazza a Biti, dove 10 escursioni, alle 10 escursioni a Preta e Orteggio, con rientro alla casermetta di Foresta guidata dall'associazione Giugolostio. Alle 10:30 il fotografo analista Domenico Ruiu guiderà l'escursione a Punta Sadonna. Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 passeggiata libera verso la cascata Zabba e Salino, a cura della cooperativa Istelai. Previste escursioni in quad con Sardinia Express Experience Quad Tour o in bicicletta a cura del B&B Rosedo. Tepilora Lab propone laboratori esperienziali e scientifici. Nel pomeriggio incontro sull'abito tradizionale bittese, associazione Sabitta e lavorazione delle erbe officinali con Giovanna Podda. Per i più piccoli, battesimo della Sella, associazione Cadderis, dei Vizi, laboratorio con Asinello, a cura di Alessandro Prina, e Ferratura del Cavallo, intrattenimento musicale del tenore romanzeso. Tutte queste cose sono
foreste aperte, cioè patentes abertas. Festa per i 100 anni di Cosimo Bardeglino, l'omaggio di Orune al pastore Rabdomante che scoprì le falde di Sant'Andria e chi non che sinnica, che li presenta la targa insomma di Ammentu. È stato il primo cittadino in persona, la sindaca di Orune Giovanna Porcu, a consegnare una targa a ricordo e a porgere gli auguri a nome dell'intera comunità di tutta l'amministrazione comunale a Cosimo Bardeglino, che giovedì scorso 9 aprile ha raggiunto l'invidiabile traguardo dei 100 anni di vita, un compleanno storico per Orune e non soltanto per la famiglia Bardeglino. Un giorno speciale soprattutto per zio Cosimedu, come lo chiamano tutti ad Orune, per i suoi familiari, i tanti amici e conoscenti che hanno voluto festeggiare con lui. E va bene. Il nuovo business è l'innovazione, crescita record delle start-up. Insomma, argomento di prima, solo che questa stessa nuova, l'analisi dei dati all'osservatorio economico della Camera di Commercio, settore in forte espansione. Siamo tra le province più dinamiche d'Italia. L'abbiamo visto pure ieri su questo articolo in merito a questo successo dessa start-up nuvorese. Nell'isola a rischio oltre 6.000 lavoratori delle imprese balneari. L'allarme lanciato da Confindustria pesa l'incertezza delle concessioni. Ecco qua, che sono oltre 6.000 i lavoratori delle imprese balneari che rischiano di non trovare occupazione nella prossima stagione estiva. E l'allarme lanciato da Confindustria Sardegna, il perdurare delle situazioni di incertezza seguita da rinvii alle proroghe delle concessioni demaniali marittime, si legge in una nota, rischia di compromettere le attività degli operatori del settore. In particolare si sottolineano le difficoltà in vista dell'avvio della stagione turistica, condizione delle spese di ripristino dopo il ciclone Henry. Si parla di circa 10 milioni di danni, ma tale cifra potrebbe essere sottostimata. E vabbè, insomma, come hanno in appalto. Ecco qua. Matrimoni più fragili, immaturità affettiva per 7 sì su 10, potete scrivere 7 matrimoni praticamente hanno in fallimento, su che nel bilancio del Tribunale Ecclesiastico l'impatto dei social e delle dipendenze. Cioè, a quanto pare che insomma ben fluì fino su questa cosa sul social, l'attività nel 2025, cause introdotte, questo sono matrimonio ecclesiastico, 95% accoglimento della richiesta, 52 gratuito patrocinio, di cui 26 con esclusione totale dal pagamento degli oneri processuali. Cause pendenti 86 inizio anno, 78 fine anno. Motivi di nullità 53 cause su 73, difetto di discrezione di giudizio, cioè immaturità affettiva di una o entrambe le parti. Questa chiaramente siamo ai danni di una questione del Tribunale Ecclesiastico. Nel bilancio del Tribunale Ecclesiastico l'impatto dei social e delle dipendenze. Non è solo crisi del legame, ma una vera e propria difficoltà strutturale nel compiere scelte consapevoli al centro della dies ludicialis di Cagliari. L'inaugurazione dell'anno giudiziario, che ha riunito i tribunali ecclesiastici sardi, l'ordine dei psicologi e le istituzioni, emerge un quadro netto. L'immaturità affettiva e le nuove dipendenze digitali sono oggi i principali responsabili delle nullità matrimoniali. Quindi si vuole darne del carattere del Tribunale Ecclesiastico. Valutazioni incomplete e carenti, si vuole darne che sviluppa questa questione dell'aeroporto di Cagliari, che la regione che deve venire
non solo vendere, ma deve dare pure 30 milioni di euro a F2I, può contare poi il 9,25%, e in che già nuova l'Unione Sarda è sta sala contraria, mentre la Nuova Sardegna, essendo de Pascale Isomere, che è pure presidente della Camera del Commercio di Cagliari, este può accedere a questa F2I, una finanziaria praticamente, aeroporti, i dubbi della regione sulla privatizzazione di Cagliari. L'abbiamo visto pure ieri, chi la valutazione dell'aeroporto di Cagliari è su mese sul discorso di Olbia. Il capitolo si intitola Analisi della sostenibilità finanziaria, riguarda la privatizzazione dell'aeroporto Mameli di Cagliari, preambolo della gestione unica a guida F2I Liganzia. A venire fuori ancora una volta sono su dubbi e perplessità raccolti nel servizio specialistico commissionato dalla Regione per avere un punto di vista terzo. Letture sovrapponibili. Dunque, dopo la carenza di interesse pubblico nell'operazione e lo scetticismo sulle stime economiche degli scali sardi, con Cagliari valutato meno della metà rispetto ad Olbia, 138,6 milioni contro 351,5, l'Advisor LCA, sede a Milano, ha scritto alla giunta Todde che sotto il profilo finanziario e patrimoniale ci sono criticità significative. La disamina non si fonda su considerazioni sconosciute. Gli esperti hanno recuperato in toto i rilievi già espressi dalla Corte dei Conti, sezione controllo della Sardegna, attraverso la deliberazione 100 del 2023, e cioè già espresso GAI la Corte dei Conti, ma il gioco sono metapus potentes, insomma, non è facile la cosa, impara del F2I va poteres incredibile. E no turismo, la scommessa dell'isola, al Vinitaly debutta il progetto RES per valorizzare territori ed eccellenze del vino. L'obiettivo è mettere in rete le aziende sarde in un settore da 3 miliardi l'anno. PAC ancora troppe incertezze, poi lo vediamo nell'articolo, nel pacchetto poi spiegato. Confagricoltura chiede un incontro all'assessore. A poco più di un mese dalla chiusura dei termini per la presentazione delle domande PAC, prevista per il 15 maggio, perché l'assessore all'agricoltura Francesco Agus non ha sentito la necessità di un confronto con le organizzazioni di categoria agricola sul tema così emergenziale come quello delle pratiche locali tradizionali, e in termini interrogativo, perché su una questione così cruciale, che coinvolge da anni migliaia di imprese zootecniche su oltre 600.000 ettari di superficie agricola delle aree più interne della Sardegna, ancora le attività di individuazione non si sono concluse, cioè praticamente tutto l'archetipo è stuvato chi il territorio boscoso che ne classificato il boschivoro, lo sardo lo usano come pascolo, e quindi essendo boschivoro non intende sapacca, e hanno bisogno di risolvere questo problema, cioè che neanche ponere viene sul territorio paschito, insomma, che sono boschivoro in adesso boschivoro, in modo tale da dare il suo contributo PAC. Cagliari tutto è bene, quel che finisce bene, soffre la Cremonese nel primo tempo, poi la punisce con Esposito e la stacca di 6 punti. Una cosa incredibile, una vittoria fondamentale nello scontro diretto alla Unipol Domus dopo 4 sconfitte consecutive, quindi come su Castello è in buona posizione, certo non è salvo del su tutto, comunque sia tutta sua la Fiorentina che in 32 spunti, la Fiorentina ha aumentato metà prima che in fondo, la Cremonese che in 27 punti, Lecce 27, Verona 8, Pisa 8, Lecce e Cremonese sono a pari punti, insomma, quindi non si scherza chi deve giocare di questo, vediamo un po'. Su Lecce deve giocare Oie, che su Bologna a Sese de Orta e Die, su Bologna che sta a 45 punti, poi
scusate la concorrenza, Genova, che Genova pure deve giocare Oie, Genova deve giocare chi e chi sul Sassuolo, qui a 42 spunti, va bene insomma, però la partita inveniente purtroppo è Inter Cagliari e va bene insomma, questa la consideriamo su Metacritica della partita e dimos che giocata Fiorentina, la prossima partita inveniente, Lecce Fiorentina, quindi un spareggio tra Issasa e poi la Cremonese giocata in Torino e insomma Torino pure non calmette in arte sta a 39 punti, quindi la Cremonese bisogna poter pure hackere. Bene, andiamo da innanzi, diamo de Pisdaz, il Pisdaz la Nuova Sardegna le Lanciane, il Pisdaz conferma libertà di accordo per le amministrative. La linea della segreteria sardista, la segreteria del Partito Sardo d'Azione conferma la linea delle mani libere nei territori per la definizione di accordi programmatici. Dai sardisti quindi nessuna preclusione a possibili alleanze che portino a livello locale a valorizzare idee e progetti compatibili con i valori del partito dei quattro Mauricio si può tagliare chi in destra e chi manca. Andiamo da innanzi, agricoltura, ecco fondi PAC ancora fermi, le imprese basta ritardi e caos. Appello di Confagricoltura e CIA alla regione, sbloccate subito le risorse. Ecco nella foto un quercetto da sughero, come potete vedere questa è considerata parte boschiva e quindi non finanziabile dai SUPAC. Agea chiede ora di passare rapidamente dalle intese ai fatti. Per il presidente regionale Michele Oricchioni e il direttore Alessandro Vacca è indispensabile accelerare sul lato pratico per superare gli impedimenti burocratici e liberare il prima possibile i pagamenti alle aziende sarde. In ballo ci sono risorse rilevanti per il comparto, circa 40 milioni di euro di pagamenti diretti della PAC ed altri 20 milioni collegati alle misure del complemento di sviluppo rurale 2023-2027. Andiamo da innanzi, carburanti, prezzi in lieve calo, Salvini convocati ai petrolieri, basta che lo sconvocatisse. Il vice premier incalza Urso, le compagnie fanno il gioco delle banche. Tutto populismo. Monopattini elettrici come i motorini, cioè confermato sul motorino, a maggio l'obbligo di assicurazione. Sul sito del Ministero tutte le regole su come stipulare le polizze corrette, come con le recenti modifiche del codice della strada, il 16 maggio scatterà l'obbligo di assicurazione per i monopattini elettrici, così come per la targa, sempre a sul monopattino. Caro carburante costa 150 milioni ogni settimana, a guadagnarci Stato e petrolieri, nell'isola minimo calo dei prezzi, tanto può narrare. In Giappone beni essenziali ad alto rischio, cioè in parecchi allarme petrolio si è galo un peuso. Per la seconda volta nel giro di poche settimane il Giappone attinge alle riserve strategiche di petrolio, mentre la guerra in Iran continua ad alimentare timori per possibili carenze di beni essenziali e pressioni inflazionistiche nel medio e lungo periodo. Il governo tuttavia non esclude il ricorso a misure straordinarie qualora la crisi dovesse protrarsi, inclusi possibili interventi di razionamento dell'elettricità e dei prodotti petroliferi, sia a partire dal prossimo mese. In Giappone Islamabad, in Pakistan negoziati al via, ma per ora vince la sfiducia. Diciamo già che non è servita a nulla, che si è accordo falato, a vuoto i primi due round, trattative a oltranza
a Teheran e Teheran avverte: teniamo il dito sul grilletto, cioè come se neanche in puro rabbeffa, dico su bullo del quartiere. La pace incagliata fra le mine di Hormuz, l'Iran non sa dove siano tutti gli ordigni. Trump bonificheremo noi lo stretto, cioè praticamente lo Spasdaran, che dalle scritte in Iran batta 3 eserciti, uno esercito regolare, poi ci sono i guardiani della rivoluzione, che è una milizia, e poi bisogna Spasdaran, che è un'altra milizia gal. Chiuso, aperto, bersagliato, minato, a 1 mese e mezzo dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, tutto si gioca intorno allo stretto di Hormuz, una striscia d'acqua lunga 60 km attraverso cui transita la maggior parte del greggio globale, le cui sorti pesano sull'economia mondiale. Ieri lo scontro più duro tra Washington e Teheran, con l'Iran intenzionato a sfruttare il proprio controllo sullo stretto per ottenere concessioni dagli Stati Uniti. Potete scrivere, una razza guerra che ha fatto. Ucraina, tregua per la Pasqua ortodossa, ma poco bene, non le sono rispettanne, stop alle armi fino alle 23. Zelensky, mercoledì da Meloni. La breve tregua accettata da Mosca e Kiev in occasione della Pasqua ortodossa è ufficialmente scattata alle 16 di ieri. Sabato santo ortodosso, anche se, visti i precedenti, la sua tenuta fino alla scadenza alle 23 di oggi, ora italiana, resta incerta e infatti si sono bombardato. Ungheria al voto e sfida aperta al regno di Orban, un dittatore, seppur un oligarca. Oggi il paese sceglie il nuovo governo, il leader di Tiza favorito nei sondaggi. Speriamo il Gai, non che siete arena di Accherostia, ma comunque mezzo di Cusu, Zeracheggio di Putin a est. Budapest è l'ultima luna della campagna elettorale di Peter Mayer e quella di Debrecen. L'ultimo palco, l'ultima spinta prima delle urne nel cuore dell'Ungheria orientale, che per anni ha votato compatta per Viktor Orban. Dal 13 aprile l'Ungheria sarà una democrazia, non illiberale e nemmeno popolare, semplicemente uno Stato di diritto democratico, ha scandito il leader di Tiza, chiedendo alla sua folla un mandato pieno. Non basta vincere, ha insistito, per smantellare il regime di Orban e varcare le porte della storia insieme, riscrivendo le regole a partire da una nuova Costituzione da sottoporre al referendum popolare, serve la maggioranza dei 2/3. Speriamo che Biladiana e che cancellino questa parte indegna di storia. Missione compiuta per Artemis 2, la nave Orion ammarrata nel Pacifico con 4 astronauti. Bene, magari poi naturalmente because in su, batte interesse, eccetera, eccetera, e così via. Poi magari lunarana, sono unico schiacchiere, cosa solo che gli interessa, se non neanche, ma comunque questa è una missione scientifica, non da poco conto, missione compiuta per Artemis 2, la capsula Orion è rientrata a terra dopo aver riportato un equipaggio nell'orbita della Luna. Tutto è andato bene nonostante un fuoriprogramma che ha reso particolarmente faticoso e lungo il recupero della navetta. Dopo l'ammaraggio, i 4 astronauti sono di nuovo a casa, tornati da una missione memorabile nella quale hanno osservato il lato nascosto della Luna, raggiunto il punto più distante dalla Terra mai toccato da un essere umano, e ha ammirato un'eclissi solare di Sole. Dopo 10 giorni la missione Artemis 2 si è conclusa con ammaraggio nell'Oceano Pacifico a largo delle coste californiane e a sud-ovest di San Diego. Esulta il presidente USA Donald Trump, congratulazioni al grande e talentuosissimo equipaggio di Artemis 2. L'intero viaggio è stato spettacolare, l'atterraggio è stato perfetto e in qualità di presidente degli Stati Uniti non potrei essere più orgoglioso, per noi che si è merito che sono andato,
merito di chi ha lavorato scientificamente per la rendere possibile. In questo tancamos ritenova de oggi e non damos appuntamento torna a casa, ponimo però la musichetta, scusate, eccola qua. Un attimo, ecco qua. Intanto salutiamo a Ciriaco 2 che ha salutato, poi era proposta una griglia che mi hanno mandato la proposta una muta in nanne, ma pare che la già a conta. A mezzo il video di buona tutto dai BCTV, quindi la griglia che ha proposto este a Conza, me l'hanno segnalato. Mentre il gai, bene, che tancamo, stanno.